Una splendida immagine di Lazzis sul lago di Garda per la nuova puntata di Agricoltura Veneta. Benvenuti. Perché siamo qui? Perché vogliamo parlare del rilancio di questo lago sotto il profilo ittico. L'idea, lo spunto l'ha avuta Pescagri, organizzazione che si interessa di pesca per quanto riguarda la CIA. E siamo con la segretaria nazionale di Pescagri, Marilena Fusco. Perché avete deciso di organizzare questa giornata e questo tour? Perché la pesca non è solo mare, non è solo acquacultura, la pesca è anche lacustre, cioè lago di Garda. Noi abbiamo il lago più grande d'Italia qui in Veneto. Oggi il lago di Garda ha un problema conosciuto della pesca, del mestiere. Ci sono pescatori che ormai non sono più consorziati in cooperative come qualche anno fa. Sono pescatori che sono, diciamo così, lasciati un po' abbandonati a se stessi, e questo non va bene, perché non va bene per loro, perché non sono tutelati, non va bene per la sicurezza alimentare, perché se c'è un consorzio, una cooperativa, c'è una tracciabilità. Cosa c'è adesso sul lago di Garda? C'è una quantità di pescatori anche stranieri, ma non conoscono le specie dei pesci. E perciò noi dobbiamo dare la formazione. Oggi formazione, controllo e tracciabilità sono le parole d'ordine per una pesca sostenibile anche del lago di Garda. Qui a Peschiera avete convocato la Regione e Veneto Agricoltura e non solo. Perché? Perché sono tutti partner che, se si mettono insieme, possono dare delle risposte. Grazie segretario, adesso i titoli e poi sentiremo l'assessore Cristiano Corazzari. Rilanciare la pesca sul lago di Garda come opportunità professionale oltre che attrazione turistica. Questo l'obiettivo di CIA Agricoltori Italiani attraverso Pescagri, che ha organizzato una giornata di studio a Peschiera. Chiuderà il 16 giugno il bando Easy per la salute e sicurezza in agricoltura. 35 milioni per incoraggiare le micro e piccole imprese agricole ad acquistare nuove attrezzature. Fino a 60.000 euro a fondo perduto per ogni singolo progetto presentato. È tempo di regalarsi una lavanda, arbusto perenne dal profumo inconfondibile che crea una macchia di colore unica in giardini o terrazzi. I consigli su dove e come piantarla, ma anche per fare nuove piantine con la tecnica della talea. Sono i vegetali che di fatto spartiscono con boschi e foreste l'ossigenazione della terra. Sono le alghe per molti alimento del futuro, soprattutto nello spazio. Intanto, dal nostro Renzo Gatto, una tisana specifica per la prova costume. È una compagna tuttofare, è la gallina dotata da molte famiglie non solo per le uova, ma anche per riutilizzare gli scarti alimentari e per compagnia. I suggerimenti e le attenzioni e le scelte giuste dell'esperto veterinario Diego Catarossi. Dalla bilancia per la spesa in Cardenza alla stadera, passando per la Bassa Cuna, la storia della pesatura raccontata dal nostro Gianni Marini, che ci spiega anche perché si dice che l'occhio del padrone ingrassa il cavallo. In questa giornata dedicata alla pesca, all'acquacultura qui per il lago di Garda incontriamo l'assessore Cristiano Corazzari. Assessore, perché la Regione punta a riaprire questo settore, quindi ad aiutare ad accompagnare la pesca e l'acquacultura nel lago di Garda? La pesca è un settore rilevante non solo da un punto di vista economico. Per quanto riguarda il lago di Garda parliamo di oltre 100 pescatori professionali tra la sponda bresciana e quella veronese, ma per noi pescatori sono anche degli alleati nella gestione della fauna ittica, della qualità delle acque. Possiamo dire che se perdessimo i nostri pescatori professionali avremmo perso un valore culturale identitario straordinario e avremmo perso degli alleati nella gestione di quello che è un lago molto fragile e che vede nei pescatori non degli sfruttatori della risorsa, ma i primi cointeressati a che il lago sia pescoso e che le acque siano pulite. Poi vorrei anche sottolineare come ci sono molti progetti che promuoviamo insieme alle amministrazioni locali per reimmettere delle specie che sono in difficoltà nel lago, per costituire dei centri ittiogenici che permettano la conservazione appunto di queste biodiversità e anche per ricreare quegli habitat naturali dove si potranno formare naturalmente queste specie in difficoltà. Penso ad esempio al progetto sull'Alborella. Abbiamo necessità di fare una grande alleanza per salvare i nostri laghi e i nostri fiumi con i pescatori professionali, ma anche in particolar modo con i pescatori sportivi. Grazie Assessore, adesso le notizie.
Si chiuderà il 16 giugno il bando ISI per la salute e sicurezza in agricoltura. A comunicarlo l'INAIL, che ricorda come dei 35 milioni stanziati, 10 sono riservati ai giovani. Fondi per progetti che mirano al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e puntano ad incoraggiare le micro e piccole imprese agricole ad acquistare macchinari ed attrezzature nuove che possano ridurre significativamente le emissioni inquinanti, riducendo anche il livello di rumorosità e il rischio di infortunio. Per ogni singolo progetto presentato da aziende agricole, l'importo massimo erogabile è pari a 60.000 euro e l'importo minimo è pari a 1.000 euro. Monitoraggio da remoto dei terreni, stima dei danni derivanti da eventi calamitosi, utilizzo di macchinari di precisione con guida satellitare assistita o semiautomatica. Questi i temi di Space Meeting, che ha riunito a Venezia i principali operatori globali dell'economia dello spazio per discutere sugli ultimi sviluppi nel mondo delle applicazioni satellitari, tecnologie innovative e investimenti. Un settore, quello dell'agricoltura 4.0, che comprende la cosiddetta agricoltura di precisione, che viene stimata con un valore nel 2026 di circa 14,6 miliardi di dollari. Nelle giornate dedicate alle api, da Veneto Agricoltura, un'esplosione di fiordalisi. Nel centro biodiversità vegetale fuori foresta di Montecchio Precalcino, in questi giorni si può ammirare una fascia fiorita lunga 600 metri e larga 3 di questi fiori. Non solo uno spettacolo visivo e olfattivo, ma un intervento nell'ambito del progetto europeo Life Pollination, il cui obiettivo è quello di incrementare le fioriture campestri per salvaguardare il declino degli insetti impollinatori e delle api. In questa giornata ha partecipato anche il direttore di Veneto Agricoltura, nonché commissario straordinario all'emergenza idrica, Nicola Dell'Acqua. Sentiamo cosa ci ha detto. Quello che è il dato regionale è che c'è un abbandono della pesca sul lago di Garda e quindi per fare ripartire gli imprenditori bisogna ripartire dalle infrastrutture e le prime cose sono l'impianto idrogenico di Bardolino, bisogna rifunzionalizzarlo e lo abbiamo rifunzionalizzato. Poi abbiamo avuto un finanziamento per fare un nuovo alaggio nel comune di Castelnuovo del Garda, uno scivolo per permettere ai pescatori di scendere nel lago di Garda e soprattutto questi alaggi servono anche per le semine e per sostanzialmente l'antibracconaggio. Perché? Perché insieme all'associazione dei pescatori vogliamo creare una pesca sostenibile, l'attività di pesca è funzionale anche alla biodiversità sul lago. Qual è la mission che vi è stata affidata dalla giunta regionale? Un'analisi di studi economici, di capire perché il pescatore non ha più un reddito all'interno. Da questo è comparso il fatto che mancano le infrastrutture e allora abbiamo investito sulle infrastrutture. Adesso sta alle associazioni di pescatori aiutarci e ripartire con questa bellissima storia culturale. Questo è dunque il commento di Veneto Agricoltura. Adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Seconda parte ripartiamo dal lago di Garda e dal suo futuro. Seconda parte di Agricoltura Veneta, dal lago di Garda. Vi stiamo raccontando presente e futuro di questo lago e di questo ambiente, con particolare attenzione alla pesca e all'iticoltura. E siamo con Ivano Confortini, biologo della Regione del Veneto. Lei nel corso di questa giornata ha dato i numeri di questo lago. 110 pescatori professionisti, di cui 77 sono solo in provincia di Verona, poi una quarantina nella provincia di Brescia e un solo pescatore in provincia di Trento. La pesca corrisponde a circa 400 tonnellate all'anno di varie specie, in particolare del coregone, l'avarello e dell'agone. E poi abbiamo alcune migliaia di pescatori dilettanti, tutti prelevano dal lago. È evidente che questo comporta la necessità di dare una regolamentazione, di dare una gestione anche oculata e sostenibile. Tra le strutture della regione, una è l'incubatorio qui a Bardolino. È una struttura che è stata edificata negli anni 50 e ha avuto una grande attività nel periodo degli anni 70, 80 e anche 90. Cos'è l'incubatorio? L'incubatorio è una struttura dove si producono pesce. Che cosa servono queste strutture? Servono per dare un contributo alla riproduzione naturale. Quindi è evidente che questo incubatorio, così come quello di Desenzano anche,
contribuiscono, laddove la riproduzione magari ha delle difficoltà, contribuiscono a dare un input perché la specie si possa riprodurre anche poi in modo naturale. Lei è un biologo. Cambiamento climatico e il lago di Garda. Lo si è notato molto, non per tutte le specie, ma ad esempio per il coregone, in questi anni ha visto sempre più uno spostamento in avanti del periodo di riproduzione. Pensate che negli anni 90 questa specie si riproduceva subito dopo Natale, eravamo intorno al 27-28 di dicembre incominciava. Adesso si va sempre dopo il 10 gennaio, l'anno scorso addirittura siamo andati dopo il 15 gennaio. Molto spesso quando le riproduzioni avvengono così tardi la specie non si riproduce del tutto, quindi andiamo a perdere anche del prodotto. L'incubatorio serve per questa specie, ma serve anche per altre specie, serve anche per il luccio, serve anche per la trota, serve per il cavedano e richiedono chiaramente un coinvolgimento anche da parte dei pescatori. Grazie, adesso il nostro Adriano Favaretto. Questa settimana vi parlo della lavanda, un cespuglio sempre verde, queste foglie lanceolate grigio-verdi, ma soprattutto per il suo colore, per la sua spiga colorata di azzurro. I fiori sono profumatissimi, non cresce tanto, ottima da mettere sia come bordura in giardino oppure in vaso, isolata da sola o mettendola assieme dei gerani. Fiorisce sempre nel periodo estivo, chiaramente. È una pianta molto rustica. L'unica accortezza che dovete avere se la mettete in giardino, sullo scavo, sotto sottofondo metteteci della ghiaia, perché così aiuta a drenare l'acqua e gli eventuali ristagni. La prima cosa da fare quando la comprate, naturalmente vi dico sempre controllare l'apparato radicale che sia ben sviluppato, quindi la tirate su e cambiate vaso, un vaso anche un po' più grande, comodo. Il terriccio per invasarla o anche per mettere fuori sulla bordura che fate, miscelato magari alla terra fuori, terriccio con la pietra pomice perché aiuta a drenare l'acqua. Si può fare verso settembre una cimatura, per cimatura cosa intendo? L'asporto dei fiori secchi, abbassandola appena appena, poi invece ad aprile dell'anno successivo si fa una potatura un po' più robusta. Se volete farvi qualche pianta, a marzo, aprile, quando si fa la potatura un po' più drastica, diciamo, quelle pezzi da 10-12 cm, 15 di parte legnosa, li mettete su quel famoso terriccio composto da terriccio e pietra pomice, le piantate lì, annaffiate e avrete nel corso della stagione altre piantine. E con questo profumo voglio fare gli auguri a mia nipotina Olimpia che compie il suo primo anno di vita e come sempre a tutti voi fate un buon lavoro. E mentre prosegue il nostro giro lungo il lago di Garda, adesso siamo invece con Angelo Cresco, che oltre ad essere un volto storico della politica italiana e veneta, è anche presidente di Agiese. È un consorzio di 20 comuni che gestisce il sistema idrico, cioè diamo l'acqua a tutte le famiglie e i turisti che arrivano sul lago, gestiamo il depuratore per 300.000 persone ed inoltre stiamo ricostruendo, rifacendo il collettore, perché noi vogliamo che il lago di Garda diventi uno dei più puliti laghi d'Europa. Oggi già 10 comuni bevono l'acqua del lago naturalmente depurata. Devo aggiungere che anche la città di Brescia, che oggi ha le falde inquinate dalle aziende chimiche, dovrà nel giro di qualche anno usare l'acqua del lago, una società ricca, opulenta e dove il benessere è diffuso grazie al turismo, e deve imparare a depurare i propri reflui. Perché bisogna sapere che se entrano i reflui nel lago, il lago non è come un fiume, ci impiega 18 anni a mutare le acque. Questo è collegato anche alla pesca, perché un lago che si concima significa cambiare la flora, cambiando la flora cambia la fauna e non a caso nel lago oggi abbiamo 22 tipi di pesci alieni. Ai pescatori ho detto c'è bisogno che le nuove generazioni e anche quelli che stanno arrivando sul lago e pescano siano muniti di una licenza che li metta in condizioni di conoscere il tipo di pesce
cos'è il lago e le leggi che lo regolano. Senza questo diventa l'assalto alla diligenza. Grazie, adesso è il momento del nostro Renzo Gatto. Alghe, parliamo delle alghe, perché? Perché dobbiamo tenere presente che circa il 71% della crosta terrestre è formata da acqua. Quest'acqua naturalmente permette la vita di queste strutture vegetali, chiamiamole così, e sono molto importanti, tanto che il 50% circa dell'ossigeno presente nella terra è dato dalle alghe. Oltre a questo però le alghe contengono anche un'alta percentuale di proteine, anche un 60-70%, di cui molti amminoacidi essenziali, di carboidrati, lipidi, oltre a sali minerali e vitamine, e rendono queste alghe un nutriente molto importante. Tant'è che sia la NASA che l'Agenzia Spaziale Europea stanno progettando le vasche idroponiche nelle astronavi per garantire la nutrizione degli astronauti nei lunghi viaggi nello spazio. Oltre a questo, dalle alghe si ottengono anche delle sostanze che vengono utilizzate nelle industrie alimentari come addensanti. Esempio tipico è il gelato. Il gelato perché non ghiaccia, ma è sempre abbastanza fluido? Beh, perché contiene acido alginico, che è estratto dalle alghe e che ha questa proprietà di non cristallizzare. L'alga probabilmente più nota è la spirulina, è un'alga molto piccola, non oltre mezzo millimetro, e il nome spirulina deriva dal fatto che è a spirale. Adesso vi propongo una tisana da fare con un'alga che trovate tranquillamente in ogni erboristeria, e cioè è il Fucus vescicolosus. Prendete 20 grammi di questa alga, la tagliuzzate, ci versate sopra dell'acqua bollente, 200 cc, e lasciate per almeno 10 minuti. Poi filtrate e potete bere. Bene, questa ha una discreta quantità di iodio e questo attiva la funzione tiroidea, per cui aumenta il metabolismo corporeo e vi aiuta, tra virgolette, un po' a contenere il peso. Rosa Giovanna Castagna, presidente di Pescagri, sostegno alle imprese in questo cambiamento climatico. Sì, il cambiamento climatico è in atto, ce ne accorgiamo, dalla produttività. All'interno di questo cambiamento climatico dobbiamo formare pescatori in modo che siano loro stessi i primi a tutelare il lago. Dobbiamo educare al consumo del pesce perché c'è una stagionalità e dobbiamo chiedere alle istituzioni di fare delle programmazioni in modo che non accada mai più che le risorse vengano sfruttate ma vengano utilizzate a tutela dell'ambiente e naturalmente a tutela e sostegno dell'impresa. Maurizio Antonini, direttore CIA Veneto. Qui c'è un problema però di numeri per quanto riguarda i pescatori. Qui siamo di fronte a oggi 70 pescatori, quindi un numero veramente molto limitato. Le politiche oggi regionali ma anche nazionali devono andare a incentivare la pesca, ma devono andare a incentivare la redditività di questi pescatori che sono sentinelle di un territorio, ma soprattutto sentinelle dell'acqua pulita. L'agricoltura e gli agricoltori e i pescatori vuol dire anche turismo, e quindi avere un bel lago, avere l'acqua pulita vuol dire fare anche turismo. Grazie. Adesso Zampettando. Non ci crederete, ma in questi ultimi anni la gallina è diventato un animale da compagnia. È una moda che è nata alcuni anni fa in Francia proprio nel concetto di un'economia circolare, quindi la gallina finiva come onnivoro gli avanzi della tavola, dava l'uovo e con le sue deiezioni era anche possibile, è possibile concimare ad esempio i vasi di fiori che abbiamo in casa. Tra le razze che vediamo con maggiore frequenza ci sono le cocincina e le cocincina nane, sono galline piccole con la zampa molto corte, sono le moraseta, che sono animali deliziosi perché presentano solamente filo piume, e poi tutte le bantam o le silky, ovvero le razze
piccoline, sono non solo più gestibili in ambiente domestico, ma hanno una storia di domesticazione alle spalle che le porta a essere anche naturalmente più docili, come ad esempio la ciabo giapponese, che è un animale che praticamente ti segue per casa in tutte le stanze dove tu vai. Diciamo tendenzialmente si prediligono le femmine per ovvi motivi, perché ci fanno anche l'uovo, finiscono gli scarti della cucina, sono realmente animali intelligenti, riconoscono le persone che se ne prendono cura. La gallina è un animale razzolatore e quindi è sempre preferibile allevarle avendo anche un piccolo pezzettino di terra, perché il suo etogramma alimentare prevede che raspino il suolo alla ricerca degli alimenti. Ci sono già in commercio degli alimenti completi per animali sotto forma pellettata per delle galline, però essendo un onnivoro possiamo anche dare frutta, verdura, granaglie, avanzi della nostra tavola, naturalmente con attenzione agli alimenti proibiti come possono essere i dolci, la cioccolata, i fritti. Sono animali relativamente sani che però richiedono anche loro delle visite periodiche e hanno anche una discreta longevità, quindi nelle linee nane possiamo serenamente superare i 10-12 anni. Presidente Fini, abbiamo parlato di sostenibilità ambientale ma anche sostenibilità economica per quanto riguarda la pesca e i pescatori anche del lago. Al lago di Garda sicuramente questo è un concetto che è fondamentale, perché dobbiamo migliorare la qualità delle acque, cercare di migliorare anche quella che è la biodiversità, l'habitat dove ci troviamo. Non dimentichiamoci che siamo in un posto turistico che ha una forte valenza turistica, quindi abbiamo il bisogno comunque di dare un ulteriore impulso agli imprenditori che vogliono investire nel settore ittico anche qui nel Gardesano. Ma a Roma questi problemi li capiscono? La pesca sicuramente è entrata nelle corde dell'agroalimentare nazionale, quindi anche all'interno del Ministero. È chiaro che vanno sfruttate le opportunità, quindi misure come il FEAMPA, un fondo che viene dedicato totalmente al settore ittico, dal quale si possono attingere risorse per fare investimenti nello sviluppo delle proprie imprese. E in questo il Ministero deve lavorare un attimino sulla semplificazione, sulla sburocratizzazione, non solo sul FEAMPA. In generale è un settore che potrebbe avere enormi potenzialità. In Italia se ne parla e se ne discute, non solo a livello italiano ma anche a livello europeo. Dobbiamo tutti quanti creare le condizioni affinché questo settore possa trovare finalmente la propria dimensione e possa svilupparsi. Appena si sta concludendo un periodo abbastanza critico di qualche giorno che ci ha portato grandi precipitazioni dovute a una depressione. Le precipitazioni però sono state benefiche fortunatamente su tutte le nostre zone. Perché? Perché è piovuto per diversi giorni, ma in modo graduale, continuo, quindi è la miglior pioggia, perché pian pianino penetra in un terreno ormai reso arido dalla lunga siccità, quindi impermeabile. Invece questa gradualità è riuscita a penetrare e andare in profondità. La depressione, che è stata causa di questo maltempo è tragico per certe regioni, ecco, è qui che adesso si sta spostando, si sposterà sul Mediterraneo e qui andrà verso l'Africa. Ecco, fortunatamente a occidente di questa depressione abbiamo l'alta pressione che si sta portando su di noi, è graduale lo spostamento verso est, quindi verso di noi. Ci sono ancora piccole infiltrazioni di aria instabile che saranno evidenti anche come nuvolosità sulle nostre zone per sabato pomeriggio e sabato sera, ecco, qualche precipitazione localmente anche abbastanza diffusa. Poi l'alta pressione si stenderà con più decisione verso noi, già siamo con valori superiori alla media, però ecco, il rafforzarsi dell'anticiclone provocherà un miglioramento sensibile che ci accompagnerà in parte per domenica, ma soprattutto per tutta la prossima settimana. Più in dettaglio quindi abbiamo questa variabilità di oggi, in serata qualche precipitazione diffusa, non forte naturalmente, poi per domenica inizialmente qualche fenomeno residuo e poi dei
rasserenamenti. I venti saranno deboli in direzione orientale, quindi provenienti da est. Le temperature, abbiamo le minime 16-18 gradi, ma le massime, grazie ai rasserenamenti, grazie all'azione del sole, raggiungeranno gradualmente dai 26 poi 28 gradi addirittura, quindi temperature estive. Per finire in genere l'alta adriatica è previsto poco mosso. È tutto. Presidente Passarini, siamo al termine di questo giro, abbiamo declinato il presente e il futuro del lago di Garda, ma nell'atto pratico cosa si aspetta la CIA del Veneto attraverso Pescagri? Abbiamo sentito che c'è una grande difficoltà, ci sono delle maestranze, delle professionalità che si stanno perdendo, c'è la necessità di ripopolare un ambiente. È chiaro che bisogna assolutamente proporre alla politica delle strategie e assieme trovare anche delle risorse. Noi non ci possiamo permettere di perdere mestieri, perché questi mestieri sono quell'elemento che poi legano la tradizione al contesto e quindi sviluppano quell'economia che si sta sviluppando attorno a questo territorio lacustre. C'è un sistema che deve essere integrato tra quella che è la pesca sportiva, la pesca professionale, quindi ci sono tanti passi da fare. C'è un tema appunto di ripopolamento, c'è un tema di genetica, c'è un tema di specie autoctone e di specie invasive. Ci sono dei contesti da mettere insieme e da provare a vedere come si riesce ad intervenire politicamente, strategicamente, ma soprattutto a livello di risorse e di progetti. Il futuro di questo lago è nell'iticoltura, nella pesca oppure è nel turismo? Ci deve essere una sinergia che parte appunto dal lago, che parte da tutto quello che è il contesto attorno. Qui vicino abbiamo la Valpolicella, non dimentichiamolo, qui attorno abbiamo tutti quelli che sono gli uliveti del Garda, quindi una peculiarità importante. Assieme trovare appunto quelle strategie di sistema che ci portano poi ad attrarre sempre più gente, a portare la gente che porti economia, ma a far capire anche al territorio e alla gente che vive questo territorio che occorre anche un approccio nuovo, cioè un approccio di rispetto. Ma qui hanno capito che devono fare il sistema. Lo abbiamo visto anche dall'incontro fatto oggi da CIA Agricoltori Italiani. Quando tu riesci a mettere unite le teste, a mettere unite le sinergie, a dialogare, ne esce sempre qualcosa di buono. Grazie Presidente Passarini, si chiude qui questa puntata di Agricoltura Veneta. L'ultima parola la lasciamo a Gianni Marini, alla nostra storia, la storia rurale. Noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti, sono qua per parlarvi di baianze, stagliere, bassacune. Cominciamo da questa, sta quasi a Baianza, di un casuin per esempio, ma se no che sono una macelleria. Sta qua pesava, vedi, con la carta e buttava insieme al piatto e là tranfete, il casuin che vendeva sgombro, quello che era, insomma, a questi contadini che comprava roba in cardenza e gli diceva, cardenza cosa vuol dire? Che una volta gli pagava quando chi vendeva il vedeo, questa invece veniva adoperata dai fruttarioi, la gente che andava per casa a vendere pomi, a vendere roba così, e anche dai poiamere, vedi, questa per esempio la bicicletta della poiamera, cosa lei che metteva il poiastro qua, adesso ora sotto sul coso, passate e rigava, metteva sotto il ganso qua, e era così svelte anche da queste qua, un poco furbette, e tirava il marco, però col detto io tenevo sempre su e era un poco birbantine che faceva vedere che era sempre gagliarda, invece in realtà qualcosa mancava. Adesso vi parlo invece della bassa cuna. La bassa cuna è questa qua, vedi io, è bassa, perché cuna? Bassetta perché uno si arrangiava a buttare su il peso che era, e anche cuna perché si indoiava. Un'altra segno di misura è questo qua, che è la stagliera, vedi io qua che è Iseo e Sergio che io tenere col bastone qua che avevano sentito di forza, era tutti quanti gli altri compagni, se no il peso cascava tutto da una parte. Questa qua serviva per pesare panocce, un vedeo, piccoetto, o se no un porseo, una mesina di porseo. Un'altra modo di pesare era quello a 8. A 8 era sempre quello che vendeva e quello che comprava. Di solito che metteva d'accordo tutti i due, che era il commerciante, che la dava e man, ting, tong, batteva. Il padrone diceva sempre, è grassa sta vacca qua, è grasso sto cavallo qua. E invece che altro che comprava, diceva che è magro. Da qua è nato l'occhio del padrone in grassa il cavallo. Ciao a tutti e sempre forti!